la situazione in Sicilia e come procede la campagna vaccinale ad Agrigento. Anche ad Agrigento pioggia battente, ma bisogna prepararsi meglio in caso di temporali. Controlli congiunti carabinieri, questura e guardia di finanza nel centro storico di Agrigento, sanzioni e chiusure. Panoramica sulle gare di domani di calcio. Bentrovati con l'informazione di TVA. Oggi apriamo il nostro telegiornale con i dati sul Covid in Sicilia e la campagna vaccinale ad Agrigento. Arturo Cantella e poi il commissario dell'ASP Zappia. Sono 1348 i nuovi casi di Covid-19 registrati nelle ultime 24 ore nell'isola a fronte di 21.978 tamponi processati in Sicilia. L'incidenza sale al 6,1 mentre nella giornata precedente era al 5,3. La Sicilia resta sempre al primo posto per nuovo contagio giornaliero, seguita a distanza dall'Emilia-Romagna con 721 casi. Gli attuali positivi sono 28.130 con un incremento di 5 casi, i guariti sono 1.322 mentre si registrano altre 21 vittime che portano il totale dei decessi a 6.413. La Regione Sicilia comunica che i decessi dichiarati in data odierna si riferiscono ai giorni 8 e 1 settembre, 12 e 31 agosto, 3 e 29 agosto. Sul fronte ospedaliero sono adesso 957 ricoverati, 10 in meno rispetto alla giornata precedente, mentre nella terapia intensiva sono 115, 3 in meno rispetto alla giornata trascorsa. Sul fronte del contagio nelle singole province la situazione è la seguente: Palermo 131 casi, Catania 353, Messina 353, Siracusa 204, Ragusa 108, Trapani 115, Caltanissetta 32, Agrigento 51, Enna un solo caso. Intanto si procede con la campagna vaccinale preventiva da parte delle ASP di Agrigento direttamente nei luoghi più frequentati della città. Ieri e questa sera dalle 19 in poi presso il chiosco di Porta di Ponte un camper dell'ASP con un'equipe medica sosterrà nella piazza per effettuare i vaccini. Domani, domenica, il camper con i medici andrà in diverse scuole della città per dare modo agli allievi, ai genitori e alle persone abitanti in loco che non l'hanno ancora fatto di potersi vaccinare. Le scuole interessate sono il Liceo Scientifico Leonardo, il Liceo Classico Empedocle, l'Istituto Professionale Fermi, il Comprensivo Anna Frank dalle ore 10 in poi. In merito abbiamo sentito il dottor Carlo Collura dell'Hub Vaccinale di Agrigento, intervistata dalla collega Rena Milisenda. Ci siamo spostati nel territorio per permettere alle persone che hanno finora avuto difficoltà o in qualche modo non hanno avuto la possibilità di accedere ai nostri hub, ai nostri centri vaccinali, per offrire appunto un servizio che riflette esattamente il modus operandi del Palacongressi. Ecco, quante giornate sono previste? Attualmente siamo partiti con questa prima fase con 2 giornate, quindi dedicate al weekend, al venerdì e al sabato, quindi domani metteremo a disposizione il nostro centro vaccinale qui a Porta di Ponte, quindi con lo stesso orario che va dalle 19 alle 23. Come avete avuto modo di vedere, purtroppo la nostra regione, per i motivi che vi abbiamo detto, i turisti che hanno avuto anche la Sicilia, la Sardegna, la Calabria, la Puglia, la nostra è stata la prima regione in zona gialla. Sostanzialmente non è cambiato granché, però ovviamente si inizia a sentire un po' l'angoscia o la preoccupazione di qualcosa che potrebbe avvenire, che sarebbe l'arancione, che comporta invece dei problemi più seri, e ovviamente il rosso, che sarebbe una cosa abbastanza impegnativa per tutti, economia in primis. Comunque non vi voglio annoiare con discorsi che magari ognuno di voi, sui quali magari ognuno di voi avrà la propria opinione. Mi limito solamente a darvi i dati
ufficiali della nostra provincia, perché questo penso che possano essere interessanti in un contesto generale. Ovviamente voi avrete avuto modo di vedere che la Sicilia è la regione che ha avuto meno vaccinazioni di tutti, forse solo Bolzano è messa peggio di noi, e come vi ricordate in quel diagramma che noi vi facciamo vedere ogni volta con la zona rossa, zona verde, gialla e arancione, anche questa settimana la Sicilia non compare perché ha un incremento che va oltre il 2,50, oltre il 3% della scala, che è il 3,47, e una prevalenza di casi che è 392, quando il grafico ne fissa il massimo a 300, quindi ancora siamo messi male come Sicilia. Però andiamo un attimo a vedere a casa nostra nella provincia di Agrigento. La provincia di Agrigento ovviamente abbiamo avuto, oramai abbiamo come consuetudine quella di guardare il pachiderma, che questa settimana rispetto alla settimana scorsa va in decremento. Quindi potrebbe essere successo, e lo vedremo la settimana successiva, che il plateau sia stato raggiunto settimana scorsa e da questa settimana siamo vicini a 1600 casi, inizia a scendere rispetto ai quasi 2000 di settimana scorsa. Anche dal punto di vista dei ricoveri, la situazione come provincia di Agrigento ci vede, diciamo, relativamente messi male, nel senso che a Ribera abbiamo 21 persone in medicina e 3 in terapia intensiva. Su Agrigento abbiamo sempre 29 pazienti su 30, mentre invece in terapia intensiva non abbiamo nessuno, ne abbiamo uno su Sciacca, ma diciamo che è per una questione di isolamento dai rimanenti, quindi 4 persone totali in terapia intensiva e 50 persone in medicina. Non sono numeri piccoli, però ricordiamoci che eravamo messi un po' peggio. Vorrei tentare di tirar fuori qualche aspetto, qualche positività da quello che noi diciamo questa settimana, perché andiamo al punto importante, che è quello che possiamo fare dal punto di vista proattivo noi come azienda sanitaria, sono le vaccinazioni. Le vaccinazioni non raggiungono più quei livelli di 5.000, 4.500 come prima, però superano i 2.000, 2.400, 2.100, quindi siamo alla metà di prima, ma non siamo ai 300-400 del mese di agosto, della settimana clou, quella di Ferragosto. Quindi, come vi dico sempre, ogni settimana il nostro impegno è sempre quello di fare in modo che riusciate, tutti quelli che volete, a vaccinarvi. E noi vi invitiamo a continuare e facciamo di tutto perché questa vostra volontà, nel caso in cui vi decideste, mi riferisco agli indecisi, nel caso in cui gli indecisi si decidano, abbiano la possibilità di farlo nella maniera più facile, più lineare, più organizzata possibile. Quindi confermiamo il lavoro che è stato fatto negli hub con la disponibilità, ovviamente ci auguriamo di riempirli, ma vi ricordate che nei comuni che erano un po' più indietro, al di sotto dei 60, con la doppia vaccinazione, noi da settimana passata abbiamo attivato dei punti vaccinali con l'aiuto delle amministrazioni, di tutto il personale sanitario e amministrativo, le amministrazioni che sono state disponibilissime, anche loro proattive in questo senso, per fare in modo che la popolazione si vaccinasse, per evitare così il passaggio in zona gialla o peggio ancora arancione. Devo dire che la risposta è stata molto buona in questi comuni, noi continueremo in tutti i comuni perché abbiamo intenzione di avvicinare, così come da decreto e da input del nostro assessore e del nostro presidente, da avvicinare le vaccinazioni alle popolazioni. E come dicevamo nei titoli, primo acquazzone e primi guai per le città impreparate come Palermo, dove non sono mancati i soliti allagamenti di strade e sottopassi. Una grande pozzanghera si è formata nella centralissima via Libertà, creando difficoltà alla circolazione. Il forte vento ha poi causato la caduta di alcuni alberi in centro. Con le immagini siamo ad Agrigento, un'altra città impreparata a sopportare temporali come quello di questa mattina, quando una vera e propria bufera si è abbattuta in particolare nella zona di San Leone.
Mancata osservanza delle norme anti-Covid nei luoghi della Movida agrigentina, sanzioni e sospensioni di attività per alcuni locali e multe anche per i clienti senza mascherina. Arturo Cantella. Pesante bilancio dei controlli anti-Covid eseguiti dalla task force composta dal personale della Questura, della Compagnia dei Carabinieri di Agrigento, del Comando della Guardia di Finanza e della Polizia Locale, nei confronti dei locali del centro storico maggiormente frequentati da giovani avventori, che in barba alle misure di contenimento per la gestione dell'emergenza del Covid-19 hanno affollato senza alcun criterio i locali della Movida nella notte scorsa. L'aumento dei casi di positività al Covid-19, che ha contribuito a classificare la Sicilia in zona gialla, ha imposto all'autorità di pubblica sicurezza di predisporre una vera e propria task force per arginare il fenomeno degli assembramenti nei pressi degli esercizi commerciali e rispettare quindi l'utilizzo di quei dispositivi di protezione individuali. I carabinieri della compagnia di Agrigento hanno proceduto alla sospensione provvisoria per 5 giorni dell'attività del Mojo, Bar Atenea e Ciaula per assembramenti non regolarizzati. Sono stati sanzionati anche 20 avventori perché non indossavano le prescritte mascherine. Un autoveicolo è stato sequestrato in quanto sprovvisto della copertura assicurativa obbligatoria. Analoghi provvedimenti di chiusura sono stati adottati per il bar Girasole, Cantunera e Caffè San Pietro ad opera della Polizia di Stato e della Guardia di Finanza. La Prefettura valuterà e disporrà i giorni di chiusura effettiva delle varie attività in base alla recidiva o meno. Movimento 5 Stelle, il deputato nazionale Filippo Perconti al microfono del direttore Arturo Cantella. L'onorevole Giuseppe Perconti del Movimento 5 Stelle, componente della Commissione Attività Produttiva della Camera dei Deputati, è intervenuto ieri all'Assemblea quadriennale della CNA, che aveva come tema, tra gli altri, quella dei fondi del PNRR, la creazione di una rete sociale tra varie istituzioni per un adeguato investimento nelle nostre zone. Diverse sono state in merito le critiche avvenute dai vari ordini professionali per le scarse risorse destinate alla nostra provincia. Sentiamo in merito il parlamentare di 5 Stelle Perconti, intervistato da noi anche su altre tematiche di natura politica inerente il Movimento 5 Stelle. Ci sono 6 missioni all'interno del piano nazionale che riguardano archiviazione, digitalizzazione, mobilità sostenibile. Ovviamente devono essere anche un po' i comuni a controllare i bandi e a partecipare. Per quanto riguarda le infrastrutture della mobilità sostenibile, ci sarà il raddoppio della Palermo-Catania-Messina e quello sarà solo l'avamposto per ottimizzare la rete a livello regionale. Oggi qui la CNA discuterà proprio di queste risorse? Sì, assolutamente sì, dobbiamo prepararci perché oltre ai fondi dell'RRF ci saranno tantissimi altri fonti di finanziamento, più tutta la programmazione settennale della Comunità Europea. Il nuovo corso di 5 Stelle con l'ex Presidente Conte, il suo punto di vista e quali obiettivi pensa che si potranno raggiungere a livello di futuro del Partito 5 Stelle? Si va subito avanti adesso con l'organizzazione del nuovo movimento. Penso che Conte ha già dimostrato in passato le sue capacità, le dimostra ogni giorno. Andiamo avanti con Giuseppe Conte e questo sarà un anno molto importante per il futuro del Movimento 5 Stelle. Come valuta questi provvedimenti che Draghi ieri avrebbe annunciato nella sua conferenza stampa relativamente alla terza dose del vaccino e all'obbligatorietà di fare il vaccino? C'è una spaccatura all'interno della Lega, insomma il vostro ruolo nel governo Draghi qual è? Sicuramente anche l'arrivo del semestre bianco ha creato un po' di marasma all'interno della maggioranza. Sappiamo tutti che è un governo di necessità, noi non è che siamo felicissimi di governare tutti insieme, ci sono dei ragionamenti e sicuramente si troverà la soluzione migliore. La 5 Stelle andrà avanti unitariamente anche se c'è stata qualche defezione? Assolutamente sì. Assolutamente sì. Come vi porrete all'interno delle prossime consultazioni provinciali che interesseranno diversi comuni, tra cui Favara e Porto Empedocle, ma anche altre realtà locali come Canicattì? Ecco, quale sarà il vostro ruolo? Allora, noi abbiamo aperto alle liste civiche e abbiamo dei ragionamenti aperti con
con le forze di centrosinistra, ma questo non ci vincola assolutamente al centrosinistra. In alcuni comuni ci possiamo presentare da soli, stiamo ragionando con delle liste civiche e sicuramente ci sarà un nostro impegno importante alle prossime amministrative. A Porto Empedocle che c'è il nostro sindaco uscente che sta ripresentando la lista, quindi... Un uomo di 88 anni è stato rapinato in via Gioeni ad Agrigento da ignoti malviventi mentre faceva rientro a casa. L'anziano è stato avvicinato nell'androne del palazzo. Un episodio questo che dice come Agrigento stia diventando sempre più preda dei delinquenti. Una città aperta a tutto, insomma. 2 cadaveri sono stati recuperati dai vigili del fuoco a Lampedusa in avanzato stato di decomposizione. Si tratterebbe di 2 donne disperse nel naufragio del 30 giugno scorso, del quale si sta occupando la Procura di Agrigento. E adesso ascoltiamo un'intervista con Giuseppe Di Rosa del Codacons su una vicenda che ha impegnato la Soprintendenza e la Procura della Repubblica. Vediamo di che si tratta con Arturo Cantella. Dopo la segnalazione avvenuta dal Codacons di Agrigento in data 19 aprile 21, nella persona del suo vicepresidente Giuseppe Di Rosa, si conclude oggi la vicenda del monumento denominato Dandelion di Potoschi. La statua è stata così rimossa da dove era installata. Nell'anno 2016 la stessa venne messa con un'imponente cerimonia da parte dell'amministrazione retta dal sindaco Calogero Firetto, alla presenza anche dell'artista nella piazzetta Laimo vicino alla via Atenea. L'opera d'arte era stata donata dall'Università Statale di Mosca, denominata Uduvanik, realizzata dall'artista russo Grigori Potoschi. Successivamente alcuni cittadini segnalarono al Codacons che la stessa era stata spostata in un altro sito. In assenza di autorizzazione preventiva, di doverosa pubblicazione sul sito Albo Pretorio del Comune e delle disposizioni autorizzative dell'intervento. Da qui l'avvio dei provvedimenti che hanno causato la rimozione. Giuseppe Di Rosa in rappresentanza del Codacons. Facciamo brevemente il punto della situazione nel suo excursus. È intervenuta anche la magistratura in merito. Ma guarda, intanto tengo a dire che noi non siamo intervenuti per il Dandelion di Potoschi, noi siamo intervenuti per riportare la legalità. Noi riteniamo di avere, io personalmente avevo sposato un progetto per riportare la legalità ad Agrigento in quegli ambiti in cui mancava. Il Comune non può dare un cattivo esempio ai cittadini, va fatto tutto come dettano le norme. Abbiamo chiesto se esistessero dei permessi chiesti dal Comune, se avessero presentato la dovuta documentazione alla Soprintendenza, perché quella zona di Agrigento è sotto la tutela della Soprintendenza e oggi, a distanza di 6 mesi, 5 mesi, viene fuori che nessun permesso era stato chiesto e su intervento della Procura della Repubblica la Soprintendenza ha ordinato la rimozione dell'abuso. Se poi domani, sistemando le carte, così come io avevo chiesto di fare per la statua di Chitti, il Comune si adopera e sistema le carte, magari io spero che il Dandelion possa tornare a essere fruito dai turisti e dalla cittadinanza tutta. La situazione sicuramente è più grave, sono molte le segnalazioni che lei fa come Codacons. Ecco, brevemente, una su tutte, anche quelle relative alla nettezza urbana, alla pulizia della città. A giorni farò una conferenza stampa dove dirò, perché Codacons e Giuseppe Di Rosa non sono mai stati distruttivi, noi siamo propositivi, proporremo noi, visto che l'assessore al settore sta dimostrandosi inadeguato e impreparato, dimostreremo noi, presenteremo noi, prepareremo noi una proposta all'amministrazione per come poter, con gli stessi fondi, senza dover agire su altri fondi, come poter risistemare e rivalutare di nuovo la raccolta differenziata e il servizio di pulizia della città. Ma non ci fermiamo lì perché vorremmo capire perché, come giorno 6 un'azienda privata, una cooperativa che si aggiudica un lavoro per gli 11 comuni del distretto D1 convoca nei locali del comune di Agrigento una selezione di personale che è solo ed esclusivamente una selezione di personale ad personam,
non ci sono dei criteri per cui si può effettuare una selezione. È una selezione che effettueranno con i criteri assolutamente non previsti e come avrete sicuramente capito tutti, sono delle assunzioni clientelari travestite da altro. L'ANCE di Agrigento annuncia azioni legali contro la regione siciliana per i ritardi nei pagamenti alle imprese. Sui pagamenti alle aziende edili interviene ancora una volta il presidente dell'ANCE Agrigento. Dopo 11 mesi ancora nulla, agiremo per le vie legali contro la regione. Per il presidente dell'ANCE Salamone, se le note stampa e le promesse bastassero a pagare le spese, oggi saremmo tutti tranquilli sul futuro delle nostre imprese, sulla prosecuzione degli appalti affidatici dalle amministrazioni pubbliche, con regolari contratti che vengono poi regolarmente disattesi. Purtroppo non è così, afferma Salamone. Ogni volta che si garantisce una veloce risoluzione del problema, abbiamo solo la percezione di una grande presa in giro. La vicenda è tutt'altro conclusa, continua Salamone. Oggi è stato sbloccato solo 1 miliardo e 300 milioni del totale dovuto alle imprese da quanto ci risulta in provincia di Agrigento, ma non solo. La quasi totalità delle imprese non ha ricevuto ancora nulla di quanto dovuto, nonostante le continue rassicurazioni e gli annunci fatti da parte della Regione che entro poco sarebbero arrivate le risorse. Ogni giorno che passa per le imprese agrigentine si traduce nel dovere lavorare senza la copertura economica necessaria e il peso sta diventando insopportabile. In merito alla nota stampa divulgata dalla presidenza regionale di ANCE, Salamone precisa: sbaglia chi pensa che con quella comunicazione il nostro presidente regionale Cutrone abbia ritenuto conclusa la vicenda. Anzi, nei prossimi giorni ci rivolgeremo tutti insieme in rappresentanza delle aziende e delle province siciliane a uno studio legale che si occuperà di recuperare le somme in modo coattivo con i relativi oneri e i danni causati dal ritardo. Riteniamo, conclude Salamone, così di poter risarcire gli imprenditori che hanno avuto la sfortuna di aggiudicarsi dei lavori con una pubblica amministrazione cieca, sorda e muta. Adesso un servizio su una mostra alla Soprintendenza di Agrigento, ci sono le interviste di Giovanna Neri. 1 a 2 giorni per indagare sul rapporto tra Pirandello e Sciascia. Lei è l'ideatore di questa iniziativa, perché? Perché innanzitutto ricorre il centenario di Sciascia e poi perché è legato a questa terra meravigliosa, ma direi anche sfortunata, c'è il grande premio Nobel che è Luigi Pirandello. Abbiamo fuso queste due personalità straordinarie di questa terra meravigliosa, come dicevo prima, ma anche piena di contraddizioni, e abbiamo trovato la sintesi nel prospettare questo progetto al Dipartimento dei Beni Culturali, all'assessore Samonà, che lo ha subito sposato insieme al presidente della regione Nello Musumeci. Assessore Samonà, oggi qui ad Agrigento per rendere omaggio a Pirandello e Sciascia e anche per celebrare il centenario della nascita dello scrittore di Regalpetra. È una 2 giorni organizzata dalla Soprintendenza dei Beni Culturali di Agrigento sul rapporto tra Luigi Pirandello e Leonardo Sciascia. A compimento, potremmo dire, di un anno che è stato contrassegnato dal centenario sciasciano, che ha visto molte manifestazioni in giro per la Sicilia, ovviamente a Racalmuto, ed è una 2 giorni attraverso vari linguaggi: il linguaggio della musica, il linguaggio della narrazione, il racconto, che ci restituisce una dimensione filiale, in un certo senso, tra Luigi Pirandello e Leonardo Sciascia, come proprio Sciascia ebbe a dire. È il rapporto fra padre e figlio, è un rapporto dapprima conflittuale e poi un rapporto che si risolve nella maturità. Ecco, è bella questa visione di Leonardo Sciascia rispetto a Pirandello, perché in una dimensione di riacquisizione della memoria potremmo dire che noi oggi siamo figli di due padri letterari, e sono appunto Luigi Pirandello e Leonardo Sciascia, che hanno
reso onore non soltanto ovviamente al territorio di Girgenti, di Racalmuto e alla Sicilia, ma sono due scrittori del Novecento europeo che, come stiamo facendo come Regione Siciliana, devono giustamente comporre il pantheon della grande letteratura europea di cui inevitabilmente e per destino fanno parte. Una mostra fotografica dedicata a Sciascia e Pirandello, le ha curate, le ha scattate il fotografo Angelo Pitrone. Sì, sono complessivamente circa 46 immagini, metà in bianco e nero, l'altra metà a colori, e raccontano la vita e i ritratti di due grossi scrittori di questa terra, Luigi Pirandello e Leonardo Sciascia. Ovviamente le immagini di Luigi Pirandello non mi appartengono, nel senso che non le ho scattate io, ma quantomeno le ho scelte nell'archivio della soprintendenza, mentre quelle di Sciascia appartengono al mio vissuto, in quanto io ho avuto l'opportunità di frequentarne la casa fin dalla metà degli anni '80, e in quelle occasioni e in altre poi pubbliche e private ho avuto l'opportunità di trarne dei ritratti dove emerge l'uomo, dove emerge diciamo la sua personalità, almeno così era nelle mie intenzioni e nelle sue. C'è una dedica che lui mi rilascia in uno dei ritratti che adesso è qua in mostra, ma che è in copia ovviamente, e lui in questa dedica dice Pitrone, in questa foto di Angelo Pitrone, io in quanto personaggio, Pirandello è vicino, quindi lui aveva sempre avuto l'idea della maschera, del personaggio, dell'immagine in quanto interpretazione della figura. Le altre immagini invece sono dei luoghi e sono successive ovviamente ai ritratti, le ultime, quelle di Racalmuto, sono di questi ultimi anni e vogliono raccontare i luoghi che in qualche modo ha vissuto, ripercorrendo quella che è una tradizione consolidata ormai nella fotografia italiana dopo Luigi Ghirri, che cerca nel paesaggio un archetipo e una nuova visione del nostro paese. Nel nostro caso è un paesaggio che sposa la letteratura e in questo senso racconta una Sicilia diversa e alternativa. Si torna a parlare della morte a Caronia, nel Messinese, di Viviana e Gioele, mamma e figlio. C'è l'opposizione della famiglia ad archiviare il caso. I legali di Daniele Mondello, marito di Viviana Parisi e padre di Gioele, trovati morti nell'agosto dello scorso anno nelle campagne di Caronia, stanno studiando le carte della richiesta di archiviazione presentata dalla Procura di Patti e annunciano la propria opposizione al provvedimento. Per i legali, come si apprende dall'ANSA, ci sono molti elementi che non convincono nella tesi dei PM. A parlare è l'avvocato Pietro Venuti, uno dei legali di Daniele Mondello. Per il procuratore che ha curato le indagini, la donna si è suicidata e quindi è stata avanzata nei giorni scorsi l'istanza di archiviazione. Una tesi che però continua a non convincere il marito della DJ di Venetico. Non siamo convinti, prosegue l'avvocato Venuti, dopo l'analisi degli elementi presentati anche dai consulenti, che Viviana si sia suicidata, e lo stesso vale per quanto riferito sulla morte di Gioele. Noi avevamo chiesto altre analisi e altri esami. Non ci fermeremo qui, cercheremo di andare fino in fondo per conoscere la verità. In una nota, l'altro legale di Daniele Mondello, l'avvocato Claudio Mondello, precisa che nessuno degli avvocati dei Mondello, nessuna delle persone offese ha mai venduto interviste oppure la propria presenza in video. Solo per le copie del fascicolo, precisa ancora il legale, abbiamo speso quasi 1.000 euro in diritti e non sappiamo dove reperire le risorse economiche per pagare altro materiale che ci serve al fine di redigere l'opposizione alla richiesta di archiviazione. Sapevo, continua l'avvocato Claudio Mondello, che sarebbe giunto il momento in cui avrebbero sparato fango nel ventilatore dei media. La possibilità di confondere il nostro nome con quello delle carogne che sono nutrite del corpo di Gioele mi ha sempre fatto orrore.
La nostra dignità non ha alcun prezzo. Io e il collega, in più di un anno di lavoro continuo e illegale, non solo non abbiamo venduto noi stessi o di nostri assistiti, ma non abbiamo ricevuto un euro di emolumenti. E adesso pausa per la pubblicità. A tra poco. A Messina consegnati i lavori per la galleria Vittorio Emanuele. Vediamo. Abbiamo iniziato questa attività all'incirca un anno fa, intanto facendo un'attività di recupero di quelli che sono tutti i nominativi dei proprietari delle botteghe e degli immobili che si affacciano sulla galleria, perché il comune è proprietario del terreno e della volta, ma tutte le botteghe e quindi le pareti costituiscono un'area condominiale con la quale dobbiamo ovviamente rapportarci. Quindi dopo questa prima operazione di ricognizione abbiamo poi, di concerto con l'assessore al patrimonio, l'ingegnere Caminiti, messo su la gara per affidare i lavori per la ristrutturazione della galleria, per fare questi interventi che riguardano la copertura e quindi l'eliminazione e la sistemazione dei vetri e delle canalette di scolo che erano rotti e quindi hanno determinato delle infiltrazioni, la sistemazione dell'illuminazione, la sistemazione poi del pavimento mediante ricollocazione delle tessere che sono state rotte durante i vari anni e sono state conservate, quindi verranno ricollocate. E poi di seguito, con una successiva gara che stiamo già facendo, verranno messi i vetri e quindi la galleria sarà chiusa non più dai cancelli ma dalle vetrate che saranno profilate, quindi si incastoneranno perfettamente nel profilo delle colonne di apertura della galleria e così sarà un luogo assolutamente dedicato, elegante, riservato, in cui vogliamo che finalmente sia il vero salotto della città di Messina, del centro storico. Per quanto riguarda la Galleria Vittorio Emanuele, ovviamente ci saranno una sorta di regolamento al momento in cui verranno date le concessioni per l'occupazione del suolo pubblico della galleria, quindi del terreno della galleria, che vincoleranno i gestori dei vari esercizi al rispetto di regole serie e soprattutto chiare. Mentre per quanto riguarda il resto della movida del centro storico, l'attività di contrasto a fenomeni degenerativi l'abbiamo sempre fatta e la continuiamo a fare, ma certamente il fatto che la galleria risultasse, non dico abbandonata, ma comunque un luogo un po' trascurato ha favorito l'arrivo di determinato tipo di clientela e di avventori che l'avevano scelta anche un po' come luogo per radunarsi, eccetera. Nel momento in cui viene riqualificata e gestita in un certo modo, non ho dubbi che anche il tipo di clientela che la frequenterà sarà diversa e sicuramente sarà molto più monitorata. Ci sono già le telecamere, ma ci sarà un sistema ancora più incisivo di controllo e poi ci sarà anche un sistema di wifi. Insomma, deve diventare un vero e proprio salotto nel centro della città. Ieri si è tenuto a Ciampino, in provincia di Roma, l'11° capitolo provinciale dei Carmelitani, in cui è risultato rieletto padre Roberto Toni, che in passato si era attivato, invitato dall'arcivescovo di Agrigento, Francesco Montenegro, per il ritorno dei Carmelitani a Licata. Miss Reginetta 2021, in gara anche molte ragazze siciliane. Riflettori puntati sulla bellezza delle 64 Miss finaliste in lista per la corona di Miss Reginetta d'Italia 2021 a Riccione. Oggi si terrà l'incoronazione ufficiale di Miss Reginetta d'Italia 2021. A tenere alta la tradizione delle Miss della Sicilia, ben 12 splendide ragazze in gara. Chiara Siciliani, 19 anni, di San Filippo del Mela, Silvia Bombolino, 22 anni, di Palermo, Siria Pantaleo, 15 anni, di Trapani, Federica Finazzo, 17 anni, di Palermo, Giulia Cambria, 16 anni, di Palermo, Valeria Casamento, 19 anni, di Palermo, Adelia Fiorilla, 18 anni, di Ragusa, Lucrezia Polizzi, 22 anni, di Castellana Sicula, Consuelo Pace, 19 anni, di Marsala, Giada Stabile, 15 anni, di Catania, Miriam San Giorgi, 15 anni, di Palermo e Giada Altilio, 23 anni, di Cefalù. Prime 2 fasce per la Sicilia consegnate durante la prefinale a Giada Altilio di Cefalù, che ha sbaragliato le concorrenti grazie ai numerosi like ricevuti nei social del concorso, e a Giada Stabile di Catania. Le fasce permettono alle concorrenti l'accesso di diritto alle prime 32 miss che verranno selezionate nella serata di oggi tra le 64 finaliste.
Il celebre concorso Miss Reginetta d'Italia, organizzato da Meta Event negli anni, ha scoperto le più belle ragazze italiane e si è imposto come principale vetrina per entrare nel mondo dello spettacolo, della moda e del cinema. La rosa delle finaliste si compone di 64 ragazze di età compresa tra i 14 e i 27 anni, selezionate per mesi su oltre 500 aspiranti Miss nelle principali località turistiche italiane, ha dichiarato Alessio Forgetta, patrone del concorso. Un grande risultato che siamo riusciti a portare al termine nella finale di Riccione, in un'estate segnata dalle restrittive regole. E siamo giunti alla pagina sportiva, parliamo di calcio con una panoramica di Carmelo Lentini delle gare di Coppa in programma domani. Domenica di Coppa Italia per le squadre agrigentine di eccellenza e promozione. Nel primo torneo si giocano le gare di ritorno dopo i risultati di andata acquisiti 8 giorni prima. Allo Stadio Lombardo si replica Casteltermini Acregas con la compagine biancazzurra in vantaggio di 2 reti. In settimana entrambe le squadre si sono rafforzate notevolmente. Il Casteltermine ha ingaggiato il forte fantasista Mariano Cordaro, la cui esperienza farà sicuramente bene al folto numero di giovani presenti in squadra granata. Per quanto riguarda l'Acregas si è badato a completare ulteriormente la numerica della rosa con alcuni innesti mirati. Sono arrivati 2 giorni di prospettiva, l'attaccante Giovanni Lombardo e il difensore Mario Buonocore, ed altri sono pronti ad arrivare in terra acregantina. Per transitare al turno successivo, all'Acregas basterebbe non perdere con più di 2 gol di scarto, mentre è un discorso diverso per il Casteltermini che deve obbligatoriamente vincere con 3 gol in più. Ci vuole un'impresa, ma nel calcio tutto può verificarsi e non esistono regole scritte. Per questa gara è stata designata la seguente terna arbitrale: Nicolò Melodia di Trapani con assistenti Calogero Lupo e Calogero Lo Giudice di Agrigento. Sempre per le gare di ritorno del primo turno di Coppa Italia di Eccellenza Memorial Gianfranco Provenzano si giocano anche Pro Favara Canicattì. L'andata è finita 1-2 per la squadra biancorossa. Questa gara verrà disputata però a porte chiuse e diretta da Rosario Zangara di Palermo. Altre gare in programma sono Parmon Valcus Palermo, Monreale Castellammare, terminata 1-1 l'andata, poi ci sarà Dolce Onorio Marsala Mazzara, e questa gara dovrà essere giocata sia all'andata che al ritorno, e poi ci sarà Enna Nissa. Misilmere e Marineo con il risultato di 0-5 a favore della squadra ospite, mentre Sciacca Mazzarese con lo Sciacca che è andato a vincere a Mazzara per 2-0. Per quanto riguarda il derby, il Raffadale Camarat di promozione, qualificazione in bilico dopo che l'andata è terminata con il risultato di parità 1-1. Domenica prossima il derby di ritorno di Coppa Italia sul campo del Casteltermini. Cosa servirà per passare il turno? Ma guarda, servirà tutto quello che serve come è stato nella partita d'andata. Serve l'umiltà innanzitutto, uno spirito di sacrificio. Ripeto, nella prima intervista ho fatto i complimenti al mister del Casteltermini, lì riconfermo perché ha una squadra che è ben collaudata, ha fatto delle trame di gioco importanti, quindi sicuramente dobbiamo avere l'umiltà giusta per affrontare una partita del genere. Che gara sarà domenica? Che gara ti aspetti? La gara è aperta a tutto, quando si fanno le partite non c'è un risultato scontato, quindi è una partita a tutti gli effetti dove partiamo da 0-0 tutte e 2 le squadre e dove hanno la possibilità di passare il turno tutte e 2 le squadre al 50%. Quando vedremo la tua vera Acregas? Non c'è da vedere nessuna Acregas, noi dobbiamo essere una squadra unita con l'obiettivo che ci siamo prefissati, e l'Acregas si vede partita per partita, naturalmente come ogni cosa uno cerca sempre di migliorarsi domenica per domenica. E con il calcio si conclude anche questa edizione del nostro telegiornale. A tutti voi buona domenica e arrivederci.